Stamattina siamo qui a Moia Alcantara per la fiera zootecnica rinomata da circa 200 anni. Abbiamo appena incontrato Giuseppe Cassiba dalla scuderia Cassiba. Da dove vieni, Giuseppe? Comiso, in provincia di Ragusa. Siamo venuti qui a portare qualche piccolo esemplare che abbiamo noi in scuderia. Ci occupiamo del commercio e della vendita dei cavalli e vogliamo crescere sul nostro settore e cerchiamo di dare il meglio ai nostri clienti. Ci proviamo. Direttamente da Comiso, come sei venuta a conoscenza della fiera? Con degli amici qui della zona, magari mi hanno molto invogliato, vieni, c'è una bella fiera e sono venuto, volevo scoprire cosa trovavo qui in fiera, anche perché questo lavoro lo faccio per passione, quindi diciamo il mio piacere è stare a contatto con la gente, con gli amici più che altro. E quindi lo facciamo con il cuore. Visto che sei così giovane, da quanto tempo hai iniziato? È una passione? L'hai ereditata da qualcuno? Dimmi tu. Sì, questa è una passione che hanno avuto i miei zii, mio nonno, e una passione che avevano loro i cavalli proprio per hobby. Io ho trasformato il mio hobby, da piccolino sono sempre stato sui cavalli, il mio hobby l'ho trasformato al lavoro e ha un 5 anni che faccio ormai questo lavoro qui, e allevo e commercio cavalli americani, cavalli indigeni, cavalli per il trekking. Praticamente da una passione vediamo un esempio di un eccellente giovane che si mette in gioco e trasforma un hobby in un lavoro remunerativo. Io penso che sia la cosa più bella che c'è, la passione trasformata al lavoro. Io posso dire che non lavoro mai un giorno della mia vita, mi diverto tutti i giorni perché lo faccio proprio con il cuore. Si vede, proprio la tua emozione, i telespettatori la vedranno. Un'ultima informazione, potresti descriverci, diciamo, appunto i cavalli che tu esponi? Certo, questo qui è un puledro figlio di cavalli pende da morfologia, una linea molto importante, diciamo, e un cavallo, un futuro stallone che comunque merita di essere cresciuto con i giusti cose, con le giuste cose che lui merita. Invece questa qui è una Quarab, un incrocio tra un quarter e un arabo ed è venuta lei, una cavalla bellissima, brava più che altro. E ho portato diciamo alcuni dei miei soggetti, ma in scuderia abbiamo molto altro ancora. E le prossime tappe? Prossime tappe sono ora, fine settimana abbiamo un'altra fiera agroalimentare, un'altra fiera bella lì in provincia di Ragusa, no proprio a Ragusa, nella mia provincia, quindi vicino a casa mia, e questa è un'altra bella fiera molto, molto conosciuta. Grazie Giuseppe e complimenti per il tuo sogno diventato realtà e soprattutto ereditato la scuderia Cassiba. Grazie mille, un bacio, è stato un piacere essere qui presenti, ci vediamo l'anno prossimo.